Benvenuti, sono Daniele e quest'oggi faremo un'ottima ricettina con i macarronis de busa della Casa del Grano. In nostra compagnia quest'oggi c'è Maria. Ben arrivata Maria. Grazie. Dovremo condire i macarronis de busa con un ragù di agnello e una grattatina di fiore sardo stagionato in uscita, quindi al servizio. Quindi abbiamo fatto una salsa di pomodoro classica, abbiamo aggiunto la classica foglia di basilico che dà sempre buon sapore e poi faremo questo buon ragù che andrà a condire i nostri macarronis de busa. Maria taglierà la cipolla, io taglierò l'agnello e possiamo procedere. Maria, ci racconti un po' di lei? Ho 66 anni, sono in pensione dal 2008, sono stata per 30 anni, ho fatto l'operatrice telefonica e adesso mi sto dedicando alla pittura. Ah, meraviglioso. E ho avuto anche delle belle soddisfazioni, diciamo, perché ho vinto anche qualche premio. È una super passione per la cucina che diciamo unisce sempre. La cucina mi è sempre piaciuta, diciamo che ho preferito i dolci perché avevo 2 figli maschi, allora per i loro compleanni dovevo per forza fare una tortina, li ho sempre festeggiati, non solo il loro ma anche il mio. Benissimo, la cipolla è tagliata in padella, la facciamo rosolare con un buon olio di Accademia Olearia di Alghero. Oggi usiamo il fruttato medio che diciamo che è il loro prodotto più venduto. Ricordiamo che l'Accademia Olearia utilizza soltanto olive nostre sarde locali, quindi rimaniamo sempre nella nostra terra. Quindi facciamo un po' rosolare la cipolla, prendiamo il mestolo in legno, aggiungiamo un po' di agnello, prendiamo un po' di acqua di cottura e poi gli diamo del vino bianco. Benissimo. Aggiustiamo un po' di sale. Io sono per rosolare sì l'agnello, però mi piace poter dire anche che voglio che finisca la sua cottura nella salsa di pomodoro, così i succhi rimangono tutti dentro, altrimenti si disperdono. Quindi andiamo ad aggiungere la salsa di pomodoro. Un accorgimento che potremo portare poi è aggiungere magari una spezia. Magari potremmo mettere un po' di timo, qualche pizzichino che dà quel sentore di limone. Esatto, non troppo perché... Dai, allora lo prendiamo. Non lo so, Molto carino. Ecco qui. La pasta è pronta e la possiamo saltare. Facciamo in modo che un po' l'amido della pasta e un po' si assorba i liquidi della salsa. Appena vediamo che è un po' tirato ma non troppo, lo possiamo anche servire. Siamo pronti ad impiattare, questo onere lo diamo a Maria. Prego. Grazie. Vada bene. Sì. Poi il piatto è un po' frega, sembra piccino ma gli diamo una bella grattugiatina di pecorino di fiore sardo, un po' di timo in fiore. Ah, che bello. Morale della fregola, oggi abbiamo fatto macarronis de busa con ragù di agnello e fiore sardo. Abbiamo fatto rosolare cipolla e agnello in padella sfumandolo con del vino bianco e aggiungendoci la salsa di pomodoro. A cottura della pasta abbiamo portato in padella e mantecato il tutto e poi al servizio una bella grattatina di fiore sardo e un po' di nota di freschezza con del timo fresco. Non ci resta che dire buon appetito, direi. Buon appetito. Grazie.